Parliamo di questa esperienza qui al Festival del Mandorlo 2025. Tu sei, diciamo, agrigentina e quindi d'adozione per via della tua storia personale. Ecco, parliamo di questa esperienza, come è vissuta? Vi siete esibiti al Teatro Pirandello? Facciamo un po' un resoconto di questa presenza dell'Argentina al Mandorlo 2025. Per noi è una gioia venire qua perché è la nostra pure la nostra terra e noi quasi tutti siamo di origini italiane e la verità è che la gente, anche la città è bellissima. Oggi siamo capitale della cultura, rappresentiamo la cultura in Italia, questo è un valore aggiunto in più, no? Sì, questo è importantissimo non solo per Agrigento, sino per tutta la gente perché è una cultura incomparabile. Vi siete esibiti al Teatro Pirandello con ottimo successo. Sì, nel Teatro Pirandello quello che abbiamo fatto è la storia del tango, quando hanno arrivato i migranti italiani, tutta la storia, il tango come si ballava prima, che prima si ballavano gli uomini, dopo ha cominciato la donna, tutta la storia con la danza. Ora questa sera c'è l'esibizione al Palacongressi, oggi e domani, e poi l'assegnazione del Tempio. In cosa sperate? No, niente, l'importante è partecipare. Per me sarebbe bellissimo portare questo il premio, però l'importante è la confraternizzazione.